Sulle bonifiche. Io in canale Mussolini ho raccontato la bonifica fascista, quella fatta negli anni 30 in Agropontino delle Paludi Pontine. Però per arrivare a fare canale Mussolini ho dovuto studiare anche tutte le altre fatte prima. Quindi, un libro che si chiama Fascio e Martello. Vabbè. E le bonifiche cominciano non si sa quando, cominciano nella preistoria. Le bonifiche moderne cominciano sicuramente nel Rinascimento, nel Cinquecento. Mantova sta là, ci hanno fatto gli lavori di bonifica per farla, se no non c'era. Nell'Agropontino stesso si comincia ai tempi di Roma, insomma, Giulio Cesare, Nerone, eccetera, e poi i papi. Quindi dove c'è l'uomo e c'è l'agricoltura c'è stata una bonifica, la bonifica del territorio che c'era. Cominciano nel Neolitico le bonifiche, perché se tu hai le foreste eccetera, per metterlo a coltura devi intervenire, muovere le terre, l'acqua eccetera. Quindi è assurdo questo discorso del periodo. Le opere stanno là. Io volevo toccare un paio di temi però diversi. Una era, adesso io non so come funzionano più i consorzi eccetera, io storiograficamente nella mia proiezione storica io sono uno che era contro i consorzi di bonifica ed ero a favore dell'opera nazionale. Io stavo con l'opera nazionale combattenti, diciamo, perché resta un centralista, diciamo, il governo delle cose, qualcuno che le controlli. Detto questo però, quando ero ragazzino, noi abitavamo in città, a casa arrivavano le bollette del consorzio di bonifica, perché pure i cittadini in città pagavano i contributi per il consorzio di bonifica. Oggi non è più così, non so come funzioni, ma quello era un bel sistema, anche se spesso sentivo qualcuno che in giro diceva: ma come, sono passati 60 anni e ancora devo pagare la bonifica. Ecco, scusa se me l'hai visto coso davanti, mi fa piacere. Ecco, la prima cosa che va sfatata è proprio questa: non è che una volta fatta la bonifica poi la bonifica campa per sempre e da sola, no. Alla bonifica tu devi continuare a stare dietro continuamente, non solo con la manutenzione e far lavorare le trovole eccetera, perché se no se ogni 10 anni noi non riscavassimo ogni volta il canale Mussolini, noi ci riallagheremo un'altra volta, perché c'è poca fa, quindi alla bonifica ci devi stare sempre appresso. La bonifica non finisce mai, perché è come una casa, se tu non la abiti, poi c'è il seme, il vento porta il seme in mezzo ai mattoni, quello cresce, il seme cresce, col ghiaccio eccetera, e te la sbraga, e te cade giù tutto, quindi tu ci devi sempre lavorare. La bonifica ha bisogno di continui interventi. Noi per esempio, non solo negli altri territori, ma a Latina oggi abbiamo l'esigenza, io credo, di riprogettarla la bonifica, perché quella che è stata fatta negli anni 30 andava bene negli anni 30, quei criteri andavano bene negli anni 30, non sono più attuali oggi. Quando cioè si fa la bonifica in Agropontino, c'erano le paludi pontine in cui ci vivevano, su 130 km quadrati, ci vivevano 2000 persone durante i mesi invernali, cioè i pastori transumanti che calavano a pascolare le pecore. E poi come faceva un po' caldino, a maggio tornavano sulle montagne, e nei mesi estivi ci abitavano 20 persone in tutto, perché c'era la malaria, c'era la zanzara anofele, c'era la malaria, si moriva la malaria. Bonifica e malaria vanno insieme nel Novecento. Voi non avete idea di quello che era la mortalità in Italia per la malaria ancora, ma non agli inizi del Novecento. Da noi continua ancora fino al 1954, quando con i danni prodotti dalla guerra agli impianti di bonifica si riallaga per un periodo, e la malaria noi ce l'abbiamo ancora nel 1954, abbiamo ancora i malati di malaria. La malaria viene sradicata solo con l'arrivo del DDT. Oggi si dice che oggi il DDT è messo fuori legge dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché ce l'hanno trovato anche nel tessuto adiposo delle foche al Polo Nord. Risulta comunque che per l'uomo era innocuo, e in ogni caso io mi dispiace per le foche, ma insomma meglio le foche. Per me l'inventore del DDT resta un grande benefattore dell'umanità, pressappoco come quello che ha inventato il Viagra. Premi Nobel della pace, non della medicina. Allora,
Detto questo, quella zona le paludi pontiere erano denominate dai geografi come deserto paludoso malarico. Oggi su quel territorio ci vivono 200-300 mila persone e quindi sono cambiate le esigenze e i problemi, perché il primo compito che si pongono i tecnici del consorzio del bonifica del Piscinaro quando cominciano la bonifica in agro continuo è quello di portare il più velocemente possibile l'acqua al mare, perché non ristagni, perché sul ristagno ci fa l'uovo la zanzara anofele e si riproduce la zanzara anofele, quindi l'acqua massima velocità portarla al mare. Oggi il problema che abbiamo noi oggi è che quella zona che era paludi, piena d'acqua, oggi noi abbiamo carenza d'acqua, perché con l'antropizzazione di 250-300 mila persone le falde freatiche si sono abbassate tutte quante, abbiamo carenza d'acqua e siccità. In più ci sono tutta una serie di problemi connessi, anche quella della grandissima ricchezza dell'agricoltura. Pensate che a Latina il PIL prodotto in agricoltura è ancora superiore a quello di tutta Italia, insomma. Ma noi abbiamo zone, per esempio una zona di Sabaudia al Circeo, in cui ci sono 60 km quadrati, insomma, tra i 6 e gli 8 mila ettari, tra i 6 e gli 8 mila ettari di serre. La serra, voi capite, quintuplica la redditività di un terreno, perché in serra si producono 4-5 raccolti l'anno, ma sono tutti prodotti che poi a Roma le mangiate, insomma non è che hai sprecato l'acqua per annaffiare i peperoni, ma tu poi a Roma i peperoni te li mangi, insomma se non li annaffio voglio vedere che te mangi. Detto questo, però le serre quando piove non consentono più che l'acqua arrivi sul terreno e quindi ritorni poi nel ciclo della falda freatica. L'acqua quando piove, quando c'è la bomba d'acqua, l'acqua va subito nella scolina che va al fosso, che ingrossa il fosso e poi fa i casini, insomma, butta giù i ponti, eccetera. Quindi noi abbiamo una serie di problemi che sono di riprogettarla, quindi di invertire la velocità di deflusso dell'acqua da monti al mare. E quindi c'è la necessità, a mio avviso, spesso sia anche al consorzio di bonifica di Latina, che magari non c'ha i soldi per scavare i canali, pensa solo al momento corrente, e invece è bene pensare in termini strategici. Voglio dire, questa bonifica dell'agro continuo, che alcuni ambientalisti definiscono ancora un ecocidio, per alcuni è stata quello era un paradiso terrestre, l'Amazzonia andava lasciata così, insomma l'Amazzonia quello che farà voi, vacci a vivere tu nell'Amazzonia, fateci ammazzare a te dalla malaria, lì ci viviamo, noi eravamo tutti con le pezze al culo, si diceva, siamo venuti giù dal Veneto, lì ci vivono, è il progresso della gente, insomma. Io, per quello che mi riguarda, io e mia sorella e mio fratello siamo i primi nel nostro genus, nella nostra gens ad essere andati a scuola e avere studiato ed essere laureati. Dietro di noi ci stanno solo braccianti, contadini poveri, e questa è l'emancipazione, progresso, sviluppo ed emancipazione, bonifica è emancipazione. Detto questo, non me lo scordato, ma l'acqua serve e bisogna rinvertirlo il concetto, quindi bisogna costruire degli invasi, a mio avviso va riprogettata, quindi ci vuole anche un minimo di innovazione, però quella bonifica che la collettività ha pagato, perché quella si fece a spese dello Stato negli anni 30, un grande investimento, grande spesa, ma in più di 80 anni di produttività agraria la collettività se l'ha ampiamente ripagata. In Francia ci sono canali navigabili scavati nel 600 a mano, ma che ancora portano reddito alla Francia, perché tu dal Mediterraneo arrivi all'Atlantico lungo i canali. Noi abbiamo una rete dei canali che però non è navigabile per come è stato costruito appunto per accelerare la velocità. Noi abbiamo la necessità quindi di costruire degli invasi a monte, ma anche in piano, per trattenerla il più possibile l'acqua, onde riesca a permeare, ripascere le falde, le sorgenti.
Ma c'è anche un'altra cosa, la navigabilità significherebbe sostenibile, che si può fare con i battelli solari, eccetera, ma questo significherebbe un diverso sfruttamento del territorio, che non è solo quello del... C'è un saggio di Keynes degli anni 30 che sostiene che già oggi con il livello di innovazione, di automatizzazione, di progresso automatico, non sarebbe stato più necessario lavorare 8 ore al giorno, perché i beni che la società sarebbe stata in grado di produrre ci consentirebbero tutti quanti di vivere. Certo c'è il problema del capitalismo eccetera, quindi c'è il problema di redistribuzione dei redditi, ma ci consentirebbe tutti quanti di vivere lavorando solo 4 ore al giorno tutti quanti. Questo non l'ho detto né io né Giulio Sapelli, ma questo l'ha detto Keynes. Cito Giulio Sapelli non perché abbiate, non si è capito se l'avete candidato o no, ma perché l'ho conosciuto e ho avuto a che fare con lui. Poi non si è capito bene se non l'avete più voluto voi o se è stato Mattarella che non l'ha rimarrà un mistero. Però parla romanzo. Detto questo, mannaggia i 5 Stelle mi hanno fatto perdere pure la... Allora, dicevo, questo significa che più va avanti il tempo, più andremo avanti, perché poi lo sviluppo dell'uomo è inarrestabile, su questo non si discute. Quando si dice sempre la globalizzazione ci uccide, cioè si dice una stronzata, perché bisogna vedere quale tipo di globalizzazione, quale indirizzo di dare. Però è indiscutibile che negli ultimi 25 o 30 anni ci sono stati quasi 2 miliardi di persone nel pianeta che dall'economia di sopravvivenza sono arrivati al benessere. Questo è un dato. Allora dice, vabbè, ma che mi frega a me dei cinesi, degli indiani o dei brasiliani? No, se te sei essere umano tu, come c'è il diritto tu al benessere, c'hanno il diritto pure gli altri. Ma significa che c'è un processo generale comunque di emancipazione dell'intero pianeta, se cammina. E cammina verso dove? Lo sviluppo continuo cammina verso la conquista dello spazio. Quindi andremo sui pianeti, andremo in giro, ma poi quando staremo sulla colonia di Alfa Centauri torneremo magari lavorando 3-4 ore al giorno, poi torneremo in ferie sulla Terra. Allora dice, vabbè, ma fammi andare a fare un giro, dove è quest'estate? Voglio andare in agrocontinuo e passare sulle barche con i canali sotto il ponte dei ponti scavato da romani, fatto da romani 2000 anni fa. Quindi significa rivivere il territorio. Solo poi gli dici queste cose alla fine, la navigabilità dei territori, dici, sì, proprio hanno speso tutti i soldi per fare le piste ciclabili. D'accordo con la pista ciclabile, ma prima viene la via d'acqua, perché le vie d'acqua sono le prime strade che l'essere umano ha percorso. Il processo di civilizzazione nasce là, nasce sulla via d'acqua. Roma sta qua, è diventata Roma, mica perché quelli erano scesi, famola lì Roma, l'hanno fatta dove c'era il Tevere, il foro romano sta in quella che era una volta era la palude del Velabro, perché nasce come emporium, come mercato, perché lì c'era un guado del Tevere, da dove? Da una parte arrivavano gli Etruschi, da sotto i Latini, da sopra i Sabini, e lì commerciavano. È così che è nata Roma, sulle vie d'acqua. Poi spesso non l'abbiamo capito, Padova sta su una via d'acqua, poi sul fiume se ne vergognavano pure, no? Tu vedi, a Terracina hanno interrato il canale, sono cose dell'altro mondo. E invece è sull'acqua, sulle vie d'acqua che nasce il processo di civilizzazione, e quindi rendere fruibile anche questo. Spesso questo poi comporta anche conflitti anche con l'agricoltore, perché l'agricoltore che magari ha il trattore sul fosso per una fiaglia gli dà fastidio che passa quello in bicicletta o quello con la barca, perché ne frega i cocomberi. E invece in un'ottica di prospettiva tu devi lavorare in prospettiva, e questo allora questo per dire a 5 Stelle, questo per dire che a noi non ci servono solo i soldi per far campare e tirare avanti il consorzio di bonifica della Latina, magari ci sarà pure qualche magnapane a tradimento dentro, non lo so. Comunque ci servono i soldi per riprogettarla la bonifica, per farne una nuova. Ci vogliono gli invasi a monte,
bisogna rendere navigabili i canali. Dice, ma questo significa doverli riscavare, e li riscavi. Cioè, voglio dire, come sono stati scavati, li puoi riscavare, li puoi rifare per fare le vasche di compensazione. Questi soldi, dice, ma ci vogliono i soldi? Certo, ma questi soldi la collettività se li rifà. Non si può pensare solo alla prossima tornata elettorale, devo fare qualche cosa perché poi mi debbono ridere i voti. E sei un figlio della mignotta. Se sei un politico vero, se sei uno statista, tu devi progettare per il futuro, devi progettare per le prossime generazioni. Che tipo di paese, che tipo di ambiente, che tipo di panorama vuoi lasciare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti? Perché tu chi sei tu? Non sei uno che ha spuntato come un fungo da sotto, tu sei il frutto delle generazioni che si sono precedute prima, ma tutto quello che sei tu lo devi a chi è venuto prima e a quelli che hai intorno, e hai il dovere di trasmetterlo agli altri. Ognuno di noi è solo un tramite nell'arco delle generazioni, e di questo dobbiamo tenere conto. E la bonifica nasce con l'uomo coltivatore, con l'uomo fabbro, con la civiltà, e la devi pensare a tempi lunghi. Grazie. Ho finito per il momento. Grazie.